sotto che deve funzionare. Sì. Il volto, il sorriso, gli occhi, il pianto di un Dio fattosi bambino rischiarano la notte del mondo. Se le tenebre avvolgono l'umanità, la vita sarà più forte. Se il peccato divide il mondo, questo bambino, figlio di Dio, inaugura un mondo nuovo. Insieme agli angeli anche noi acclamiamo nel cuore di questa notte: sia gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Introduciamo la solenne celebrazione di questa Eucaristia con il canto Venite fedeli, numero 198 del libretto.
Il diacono leggerà ora la calenda e l'antico annuncio della nascita di Gesù che viene collocata nel suo contesto storico. 8° giorno prima delle calende di gennaio, luna 21. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide. Nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente la Santa Eucaristia in questa notte santa, mettiamoci davanti al Signore con fede e riconoscenza e consapevoli delle nostre povertà e miserie, cioè dei nostri peccati. Domandiamo umilmente il perdono e la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Preghiamo. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude.
davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria nel nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. O Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Questa, cari fratelli e sorelle, questa è una notte piena di luce, una luce che è stata annunciata dal profeta Isaia. Come abbiamo appena ascoltato, il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Una luce di cui parla il Vangelo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge e la gloria del Signore li avvolse di luce. La stessa luce l'abbiamo invocata, che scenda su di noi. O Dio, illumina per noi questa santa notte nella preghiera colletta. Una notte di luce. Però la luce del Natale non è una luce abbagliante che ferisce gli occhi, no. E non è neppure una luce fredda e impersonale, ma è una luce che penetra con dolcezza nei cuori e vi infonde la gioia. Non temete, dice l'angelo ai pastori, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Perché? Perché la luce di Natale reca a noi la gioia. Il profeta e l'angelo ce lo dicono quasi nello stesso modo. Isaia afferma: un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. E l'angelo ai pastori, quasi con le stesse parole: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
Nella seconda lettura Paolo si esprime in modo diverso, che ci aiuta ad approfondire il mistero del Natale. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Questa è la luce che risplende nelle nostre tenebre. Questo è il significato profondo del Natale. È apparsa la grazia di Dio. La grazia, cioè l'amore gratuito, gratis, grazia. L'amore gratuito di Dio si è rivelato in questa notte con la nascita di Gesù. E questo amore reca a noi luce e gioia. Ecco il significato di questa notte di luce e di gioia. È apparso l'amore gratuito di Dio. Il nostro, quello in cui viviamo, è un mondo duro, violento, sconvolto da tante ingiustizie, da tanti egoismi. La cosa normale sarebbe che Dio si rivelasse a questo mondo come un giudice severo, rigoroso, che venisse a infliggere agli uomini i castighi meritati. E invece, sorprendentemente, egli manifesta il suo amore gratuito, la sua grazia, mandandoci il suo unico figlio, che si presenta a noi con la debolezza e la dolcezza di un bambino inerme. La presenza del Figlio di Dio in mezzo a noi rivela innanzitutto che noi siamo amati da Dio senza averlo affatto meritato. Questa è la rivelazione fondamentale del Natale, che dobbiamo accogliere con la gioia dei bambini che si affidano spontaneamente all'amore dei loro genitori. Siamo amati così come siamo, nonostante tutte le nostre debolezze e tutte le nostre miserie. Anzi, proprio a causa di queste, Dio infatti ci ama per salvarci. Noi istintivamente, spontaneamente, pensiamo che dobbiamo diventare prima buoni per poter poi essere amati da Dio. Invece avviene il contrario. Noi abbiamo bisogno prima di essere amati da Dio per poter poi essere buoni. Ebbene, il mistero del Natale è l'annuncio che Dio realmente ci offre questo amore gratuito, gratis, grazia, generoso, che ci salva. Il nostro modo spontaneo di pensare ci metterebbe in una strada senza uscita, che ci scoraggerebbe. L'amore gratuito di Dio invece ci riempie di luce e di gioia, ci dà il coraggio di andare avanti e ci fa assumere il giusto atteggiamento anche nei confronti delle altre persone. Perdonati e accolti misericordiosamente noi, capaci di perdonare e accogliere misericordiosamente gli altri. Camminiamo quindi, cari fratelli e sorelle, in questa luce del Natale. Dio ci vuole bene, ci ama, in qualunque situazione ci troviamo. Possiamo essere sicuri di essere amati da Lui. Accogliamo dunque questa certezza fondamentale che ci libera sia da ogni scoraggiamento e mancanza di speranza, sia dall'orgoglio, dalla presunzione e dalla durezza di cuore. Noi abbiamo
veramente tanto bisogno di trovare la luce per la nostra vita. Senza luce siamo nelle tenebre, nell'oscurità, nelle ombre di morte, incapaci di camminare nella via della pace, cioè nella via del bene, della felicità. Dove troviamo questa luce che ci salva? Ce lo dicono i pastori, i quali dopo l'annuncio dell'angelo dissero: andiamo fino a Betlemme. E sì, ci sono andati e lì hanno trovato la luce di Dio. Anche per noi oggi, come in ogni giorno della nostra vita, questa è la strada per raggiungere la luce e la salvezza. Andiamo anche noi fino a Betlemme, cioè impariamo a trovare la luce di Dio dove essa si dà veramente, a incontrare Gesù dove Egli è, non nei luoghi irreali e fantastici dei nostri sogni e delle nostre immaginazioni, non negli splendori materiali o nei successi strepitosi, ma nelle realtà umili della nostra vita concreta. Lì cerchiamo la volontà di Dio e aderendo ad essa camminiamo verso la luce vera e riconosciamo Gesù con una gioia sempre più profonda. Noi, se ci pensate, incontriamo e riconosciamo Gesù per mezzo della nostra preghiera perseverante. Lo riconosciamo e lo incontriamo nel suo sacramento dell'amore, cioè l'Eucaristia. Lo riconosciamo quando siamo riuniti nel suo nome. Lo riconosciamo in ogni persona che ha bisogno della nostra carità fraterna. Gesù, se ricordate, ci ha detto: tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avrete fatto a me. Lì lo incontriamo. Ebbene, se noi impariamo ad andare a Gerusalemme, cioè a riconoscere il nostro Salvatore sotto le apparenze così umili e sorprendenti, allora la nostra vita sarà sempre più piena di luce e quindi piena di gioia autentica. E come i pastori, anche noi potremo glorificare e lodare Dio che in Gesù Cristo si è fatto così vicino a noi. E potremo anche poi comunicare e trasmettere questa gioia e questa luce e questa gioia a coloro che incontriamo, in modo che la luce e la gioia si diffondano e diventino capaci di illuminare la vita del nostro mondo, del nostro tempo. Chiediamo al Signore questa grazia di lasciarci noi allora illuminare da questa presenza semplice del Signore, umile, che trova nella capanna di Betlemme il suo emblema, la sua indicazione e che si propaga poi nella nostra vita in tanti altri modi con cui il Signore si fa presente in modo semplice e umile a noi. Chiediamo di lasciarci illuminare noi e di conseguenza poter poi illuminare anche gli altri. Quanto bisogno c'è di questa luce e di questa gioia. Rinnoveremo ora la nostra professione di fede. Durante le parole che ricordano l'evento dell'incarnazione, ci metteremo in ginocchio per qualche istante
Il testo è al numero 33 del libretto dei canti. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, Di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, la luce del bambino Gesù rischiara il mondo. La grazia di Dio è apparsa in mezzo a noi, commossi e grati per l'amore con cui Dio Padre si prende a cuore l'intera umanità, eleviamo a Lui con fiducia la nostra preghiera. Insieme diciamo: ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, la forza dello Spirito Santo la confermi nella sua missione di annunciare Cristo al mondo con coraggio e con speciale attenzione a coloro che vivono ai margini della comunità cristiana e della vita sociale. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per coloro che hanno responsabilità civili e di governo, l'umiltà e la semplicità del bambino Gesù ispirino decisioni giuste ed eque a sostegno dei più poveri e disagiati, in uno spirito di vera fraternità fra i popoli e nella promozione di un autentico bene comune. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per coloro che sono immersi nelle tenebre della sofferenza, del lutto, della malattia, della crisi economica, della lontananza da Dio, il messaggio di gioia e di pace che Gesù ha portato al mondo infonda in ogni cuore la speranza che nasce dalla fedeltà del Signore. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per le famiglie, le festività natalizie siano l'occasione per rinsaldare i legami che uniscono, per superare incomprensioni e divisioni e per condividere la bellezza dello stare insieme nella gratuità. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.
per i giovani. La gioia del Natale di Gesù doni luce nuova alla loro fede e, sostenuti dall'esempio degli adulti, possano spalancare le porte del cuore a Cristo perché ancora oggi Egli nasca nella loro vita. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. O Dio Padre Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, illumina la nostra vita con il mistero del tuo amore e fa che possiamo annunciare al mondo la gioia di essere tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. La liturgia di questa notte ci fa riscoprire la grande gioia che abita nel nostro cuore e nel cuore della storia. È la gioia che ci viene dal Figlio di Dio, che in Gesù si è fatto uomo per noi. Con gratitudine portiamo perciò all'altare il pane e il vino. Sono l'offerta della nostra umanità a Dio Padre. Della terra e del lavoro dell'uomo, presentiamo perché diventi per noi il cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi la fonte di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi con lo sguardo un segno di pace e di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Accogliamo il Signore Gesù risorto e presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucaristia. La comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine, accompagniamo questo momento con il canto.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione solenne, conclusiva di questa solenne celebrazione, desidero esprimere attraverso anche le frequenze di Tenda TV e di Radio Palazzo Carli i miei auguri più fraterni, più paterni nei confronti di voi che siete qui presenti, nei confronti delle vostre famiglie, nei confronti delle nostre comunità parrocchiali, specialmente quella della cattedrale, ma anche delle parrocchie a cui voi partecipate e anche attraverso coloro che ci seguono attraverso la Tenda TV e Palazzo Carli. I più grandi e più sinceri auguri di buon Natale, un Natale di serenità e di pace, di gioia, di luce, come abbiamo detto, un Natale attraverso il quale anche noi possiamo diventare diffusori, comunicatori di questa luce, di questa gioia che vengono dal Signore Gesù, che si è incarnato e che continua ad essere presente in mezzo a noi. Con questi sentimenti chiediamo che il Signore ci benedica e ci accompagni. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo